Asia USB Catania, e qui come vedete finalmente c'è in azione la ruspa, tante volte chiesta da questa associazione inquilini e abitanti dell'USB. Siamo nell'edificio di Via del Bosco 107, Pericolante, un edificio privato abbandonato da anni, che almeno da circa 2 anni noi abbiamo segnalato al comune, alla prefettura, alla protezione civile. Lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, il comune, l'assessorato alla protezione civile, retto attualmente dall'assessore Porto Alessandro Porto, aveva chiesto al proprietario di mettere in sicurezza l'edificio. Sono trascorsi da febbraio ad oggi, i conti è facile da fare quando tempo è trascorso, ma come dimostrano i fatti solo la lotta paga. Noi non abbiamo mollato assolutamente un solo giorno a denunciare la pericolosità di questo edificio. Oggi sono iniziati finalmente i lavori e speriamo che altri edifici che si trovano in queste condizioni vengano finalmente o messi in sicurezza o abbattuti direttamente. Questa è una città che affonda ogni volta che piove. Questa è una città che è stata devastata solo una settimana fa dall'alluvione, e proprio sabato siamo stati in piazza assieme a tante altre realtà catanese e non solo catanese per chiedere che Catania venga messa finalmente in sicurezza, che i cittadini possano essere sicuri di poter camminare nella strada senza di essere travolti dalle acque piovane e morire purtroppo, o travolti da palazzi che cadono o altro del genere. L'esempio di Via del Bosco 107 dimostra, come dicevo poco fa, che l'impegno paga. Noi non abbiamo fatto nessuna campagna contro nessuno, nulla di personale. Quando abbiamo spronato e a volte anche attaccato il comune di Catania, l'abbiamo fatto sempre per la funzione politica e istituzionale che c'ha il comune o la prefettura oppure la stessa protezione civile. Nulla di personale. La sicurezza, la vita dei cittadini va al di là di qualunque colore politico, amministrativo o non amministrativo. Asia USB Catania, Orazio Vasta.